dalla ricerca alla valorizzazione, un esempio friulano. Vi ho portato questa slide, voglio mostrare questa slide perché proprio sul sito del Dipartimento pochi giorni fa, a dicembre, come vedete, del 2020, era stato presentato un altro progetto che ha il focus proprio sulla valorizzazione. E questo secondo me è un aspetto molto importante. Non era un aspetto su cui si incentravano le ricerche dell'accademia, diciamo così, 10 anni fa o 20 anni fa, ancora di meno, ma che oggi sempre di più acquista una rilevanza, cioè non ha senso solo fare la ricerca all'interno dell'università, ma questa ricerca deve essere comunicata e deve essere, perché questa comunicazione è il punto di partenza anche per la tutela poi di un patrimonio culturale, e questa è un'altra delle parole che mi ha fatto molto piacere, che sono emerse da questa prima presentazione, cioè un patrimonio culturale che è composto non solo dai capolavori assoluti che stanno nei musei, ma è composto da un tessuto artistico minore che sta anche in contesti cittadini o di provincia, come se vogliamo, ma vedremo poi con quale differenze, può essere considerato anche il Friuli. Ora partiamo proprio da questo progetto PRIN da cui ha avuto inizio la nostra ricerca. È un progetto che, come già vi dicevo, ha riguardato la scultura lignea policroma. Progetti PRIN, presumo che molti di voi già sappiano che cosa sono. Sono i progetti a cui ci si affida prevalentemente per la ricerca all'interno dell'università. E sono dei progetti che di solito vedono associate diverse università. Nel nostro caso erano 5 università italiane, le vedete scritte lì: Perugia, Roma, Napoli, Lecce, e altre università europee. Ciascun gruppo di ricerca istituisce poi dei contatti con altre università europee. E il progetto era per sua natura, lo vedete scritto lì in giallo il titolo: la scultura lignea in Europa tra Rinascimento e Barocco, circolazione di maestranze, modelli e materiali tra Italia, Spagna, Francia e Germania. Quindi un progetto europeo e con già delle caratteristiche sia di ricerca storico-artistica sia di attenzione agli aspetti storico-tecnici, cioè alle modalità esecutive di questi oggetti e anche ai problemi di conservazione. È chiaro che poi all'interno di ciascun gruppo di ricerca, e notate bene che all'interno di diversi gruppi di ricerca c'è una relativa libertà, ciascuno sceglie il focus su cui appuntare i suoi interessi, e naturalmente ci sono anche delle differenze per gli oggetti studiati. È chiaro per esempio che in Friuli i rapporti erano soprattutto con la Germania, l'Università di Napoli studiava quelli con la Spagna, Roma e Perugia studiavano in parte la Spagna e in parte i rapporti con la Francia. Ecco, l'Università di Udine, di cui ero responsabile, ha voluto fin dall'inizio privilegiare, accanto all'aspetto storico-artistico, anche quello tecnico-esecutivo, cioè un'indagine sulle tecniche esecutive di questi manufatti al fine della conservazione di questi manufatti. E naturalmente l'aspetto storico-artistico è sia implicito nel tema del PRIN, non è che da quello si può uscire, però in questo caso, nel caso di Udine, ciò si prestava particolarmente bene perché l'arte, in questo caso la scultura lignea barocca, non era mai stata studiata, era stata, preciso, non era mai stata studiata la scultura lignea barocca di scuola tedesca e poco, per non dire pochissimo, quella di scuola italiana. Vedremo anche poi per quali motivi. Ecco, le fasi del progetto quindi comportavano prima il prelievo dei campioni. Vedete, si parte con l'aspetto tecnico, lo studio tecnico sulla tecnica esecutiva di queste opere, che poi ovviamente prevede anche lo stato di conservazione. Poi l'altro aspetto è la raccolta dei dati acquisiti con le indagini, con lo studio storico-artistico in un database. Esattamente questo l'ho sentito, mi ha fatto molto piacere sentire parlare del SICAR, perché è appunto il sistema che è stato utilizzato, un sistema infatti
sviluppato e progettato a Pisa, dalla Normale di Pisa e dalla Soprintendenza di Pisa, che in questo caso è stato implementato da Martina Visentin, che si occupa di un laboratorio che esiste presso il Dipartimento DIUM, ed è specializzata appunto, lo vedremo poi, lo vedremo quando vi mostrerò le slide, così forse capite meglio in che cosa questo consiste. Quindi la pubblicazione, e questo è ovvio, dei dati della ricerca, quindi un libro che è stato pubblicato nel 2018, che prevede anche la collaborazione di alcuni colleghi stranieri, la organizzazione di diversi, 3 per l'esattezza, convegni nazionali e internazionali, dove sono stati presentati i risultati della ricerca, l'organizzazione di mostre, ma soprattutto di mostre che fossero vicine, questa è stata la filosofia che ha guidato fin dall'inizio la nostra ricerca, vicine ai luoghi di provenienza di queste opere, cioè restituire delle competenze su questi oggetti alle popolazioni che secondo noi sono i naturali custodi di questi oggetti. E poi il restauro, naturalmente, quindi un crowdfunding per il restauro che come vedete ha funzionato, cioè su una trentina di sculture emerse da questo studio, almeno diciamo parlo solo delle più importanti, 7 hanno potuto essere restaurate con contributi di vari enti e fondazioni, eccetera, eccetera. Allora, su questo vi faccio solo vedere una slide, così come si fa un print. Qualcuno di voi si sarà già cimentato, non è una cosa semplicissima, però è una cosa importante per fare la ricerca, soprattutto all'interno dell'università, è uno strumento di estrema rilevanza, non semplicissima. E qua volevo adesso farvi vedere altre modalità con cui che si possono utilizzare per fare ricerca, ma prima ancora volevo farvi vedere come il nostro progetto in realtà poi si è intersecato in maniera molto produttiva con un altro progetto internazionale, in questo caso messo a punto da colleghi austriaci, sloveni e tedeschi, sempre sulla scultura, in questo caso lignea e lapidea, che aveva per oggetto una importante famiglia di scultori del centro Europa, Straub Family, come vedete, che hanno lavorato praticamente in tutto il centro Europa. Ecco, il rapporto con questa ricerca, con i colleghi che hanno fatto parte di questa ricerca, volevo farvi vedere anche questo. Ecco, questo è il progetto che si chiama in gergo TRARS. Ho messo al centro bene in vista il website, l'indirizzo, che così lo potete andare a vedere e vedete chi ha partecipato al progetto, ma guardate che per esempio il project leader era il Dipartimento di Conservazione e Restauro di Zagabria. Perché ci siamo confrontati così produttivamente e con tanto interesse reciproco, devo dire, con questo progetto? Perché era nato con una formula simile al nostro, cioè un progetto di ricerca storico-artistica e archivistica, perché infatti vedremo poi come, ecco, un'altra parola che è uscita prima dalle presentazioni è quella della interdisciplinarietà. Il nostro progetto è stato necessariamente un progetto interdisciplinare con storici, archivistici, restauratori, conservatori, eccetera. Ecco, questo progetto seguiva una filosofia simile, quindi c'erano restauratori, naturalmente storici dell'arte, archivisti, eccetera, eccetera. Vado avanti, ecco, giusto per noi del nord Italia, soprattutto di quest'angolo estremo del nord-est dell'Italia, altre opportunità di ricerca sono offerte dai cosiddetti Interreg. Gli Interreg sono dei progetti, vedete qua, ve ne mostro alcuni degli ultimi che sono stati tra l'altro utilizzati anche da alcuni docenti colleghi del nostro dipartimento, no? Interreg, vedete questo è del spazio alpino fra il 14 e il 20, però ecco,
bisogna fare attenzione, i progetti Interreg non sono pensati come i PRIN per la ricerca accademica, sono dei progetti che devono avere una ricaduta economica e devono avere dei partner che non sono delle altre università, ma sono comuni, enti turistici, insomma, sono di solito molto ben finanziati, anche più dei PRIN. Ecco, scusatemi un attimo, mi sono dimenticata di farvi vedere una cosa, parlando prima del progetto TRARS, anche per parlare nel concreto. Vedete, un progetto internazionale come questo tipo aveva un finanziamento di 200.000 euro. Il nostro molto di meno. Questi progetti Interreg sono molto ben finanziati, ma non hanno il focus sulla ricerca, ma tuttavia possono prevedere delle sezioni che alla ricerca comunque si dedicano. Per esempio, ve ne faccio vedere alcuni, sempre sempre del 14-20, questo è l'Interreg Austria-Italia, e quello che vedete sulla destra è l'Interreg che deve venire sempre Austria-Italia, no? Quello 21-27. Naturalmente quando si partecipa a questi progetti, la prima cosa è vedere se ci sono delle linee di ricerca, ci sono degli assi tematici che possono andare bene per il progetto che si intende proporre. Qualche volta ci sono questi assi tematici che possono avere uno sviluppo anche per le ricerche che si presentano, altre volte no. Naturalmente quello che a noi interessa è natura-cultura, però vedete ho evidenziato in giallo le prospettive di sviluppo in questo caso, che non sono, lo potete capire bene, mai pensate per una ricerca accademica pura, ma questo, ripeto, può essere anche stimolante in alcuni casi. Nel nostro progetto, come vedremo, ha avuto delle ricadute anche in questo caso. È ovvio che per l'Interreg si parla di mobilità turistica, di sviluppo dei musei, dei percorsi anche turistici legati al patrimonio culturale e naturale. Ecco. E questo infine un altro Interreg ancora Italia-Slovenia. Vi faccio vedere questi con l'Austria, la Slovenia e il centro Europa, perché questi sono quelli a cui si può pensare vivendo in Friuli e pensando al patrimonio culturale del Friuli. E su questo poi voglio spendere 2 parole in più proprio sulla collocazione culturale e geografica del Friuli. Ecco, questo è l'ultimo che vi volevo presentare, Central Europe 2020. È chiaro che per esempio per la ricerca che abbiamo fatto noi sono tutti paesi in qualche modo interessati al nostro progetto, Austria, Germania, Croazia, Ungheria, eccetera, eccetera. Ecco, e adesso arriviamo un po' ai nodi culturali come si sceglie un progetto di ricerca? Vabbè, una cosa va da sé, quando si sceglie di aderire o partecipare a un progetto PRIN o Interreg, bisogna vedere se c'è una linea di ricerca che può funzionare per quello che si intende ricercare, però si possono fare anche delle scelte a monte. C'è chi punta sempre comunque per la ricerca su un nome importante e queste purtroppo, ripeto, purtroppo sono state le indicazioni che abbiamo avuto da parte dei finanziamenti regionali, per esempio in Friuli, nella nostra regione nel 2019 si è deciso di privilegiare le ricerche che avessero per argomento Leonardo, cioè noi 500 anni dalla morte di Leonardo, e così si è deciso che venivano privilegiati i finanziamenti con questo tema, che per la nostra regione veramente era una cosa senza senso alcuno, perché sappiamo che l'unico diciamo motivata evidenza storica era un probabile viaggio di Leonardo a Gradisca, ma purtroppo quella fioritura di mostre di oggetti di artigianato di nessun valore, di nessun senso, che avevano per tema Leonardo, che abbiamo visto pullulare in tutta la regione nel 2019, sono state, a mio avviso, un'autentica vergogna. Ritengo che in questo caso abbia molto più senso privilegiare sulle specificità del patrimonio artistico locale, perché una scelta di questo tipo porta intanto a una conoscenza di un patrimonio magari meno noto, poi alla messa in sicurezza in alcuni casi del patrimonio stesso
e infine a una valorizzazione permanente delle opere, non a delle mostre. Mi fa piacere che Claudia prima ricordava San Francesco. Ecco, la chiesa di San Francesco, che è una chiesa che ci aspettiamo tutti che possa venire recuperata non solo al culto, ma anche una conservazione più dignitosa di quella in cui versa ora, è stata luogo di una di queste mostre miserabili sugli oggetti artigianali collegati a Leonardo. Vado avanti, non dico più niente di questa cosa perché, come capite, ho qualche prevenzione. Ecco, ma la prevenzione non è solo mia. Mi fa piacere ricordare, e questo partendo da una delle basi della storia della conservazione, cioè il Catechismus der Denkmalpflege di Max Dvorak. Ecco, nel 1916, che è la data della prima edizione del Catechismus, Max Dvorak, leggo quello che scrive perché è talmente bello, è talmente diciamo aggiornato con quello che vediamo oggi. Scrive Dvorak: le opere minori hanno spesso maggiore necessità di tutela delle opere importanti. Nessuno è così stupido da voler distruggere un'opera di Dürer o di Tiziano o da proporre la demolizione del Duomo di Santo Stefano. È invece in pericolo ciò che non compare nei libri di storia dell'arte, non è riprodotto ovunque e non ha una stella nelle guide turistiche e tuttavia contiene un messaggio importante, altrettanto insostituibile di quello delle opere maggiori. Ecco, questa è la filosofia che ha guidato anche questo nostro progetto di ricerca. L'importanza del patrimonio artistico minore, che naturalmente è stata compresa da tutti coloro che si sono occupati della conservazione delle opere d'arte in maniera coerente e competente. Voglio farvi vedere ancora questo perché finalmente, l'ho saputo anch'io qualche giorno fa, il catechismo di Dvorak è stato tradotto in italiano, fino ad ora non era disponibile. Alla fine del 2020 è stato tradotto in italiano e ora disponibile in un testo, in una pubblicazione della Edifir, un libro facilmente acquistabile a basso prezzo, 17 euro. Quello che vedete sulla sinistra sono tutti gli scritti di Dvorak, però è un testo naturalmente in tedesco di difficile riperibilità e di alto costo. Però voglio sottolineare che no, insomma, andiamo indietro, andiamo all'inizio del secolo, siamo prima della prima guerra mondiale e questa importanza della tutela del patrimonio artistico minore, vedete, era già perfettamente compresa. E faccio vedere un'altra pagina tratta sempre dal Catechismus der Denkmalpflege di Dvorak, perché cita un'opera che compare anche nella nostra ricerca, compare come confronto, non ve la farò vedere naturalmente dopo, però vedete cosa scrive Dvorak, ho tradotto, ho messo il testo originale e la traduzione la vedete là in alto sulla destra, cita questo altare ligneo policromo della chiesa di Muljava nella Krajina, provincia della Slovenia. Dice: l'altar maggiore della chiesa parrocchiale è esempio di un allestimento barocco che, sebbene di non alto livello, in una chiesa di provincia raggiunge l'effetto artistico voluto. È esattamente quello che fanno anche i nostri altari nelle chiese dove erano conservati, quando ancora lo sono. Ma voglio dire qualcos'altro ancora, cioè questo concetto dell'importanza del patrimonio artistico minore era stato già sottolineato, purtroppo inutilmente, da Giovanni Urbani. Giovanni Urbani lo aveva perfettamente compreso, aveva destinato la tutela di questo patrimonio artistico minore ben due piani, uno nel 76, ho messo il cerchietto intorno alle date, vedete, uno nel 76 e uno nell'83. Il primo era il piano pilota per la conservazione programmata dei beni culturali dell'Umbria, che non ebbe mai alcun sviluppo, alcun esito per l'ostilità del Ministero, che nel frattempo era stato fondato il Ministero dei Beni Culturali
voluto da Pasolini, contro cui tutti i migliori conservatori dell'epoca si erano congiuntamente scagliati, giustamente scagliati, perché questo ministero non ha fatto altro che moltiplicare burocrazia, clientelismi e non ha sistematicamente ignorato gli avvertimenti delle persone tipo Urbani, tipo appunto Iori, Rotondi, tutti i migliori conservatori dell'epoca. E l'altro, questo vale anche la pena di ricordarlo, nel 1983 la protezione del patrimonio culturale dal rischio sismico, neanche se la fosse sentita. Ecco, vedete la data, 1983. Di fronte all'inutilità dei suoi sforzi, Giovanni Urbani diede le dimissioni, fu il terzo direttore dell'Istituto Centrale del Restauro, è stato direttore dal 1973 al 1983, nel 1933 se ne andò, per così dire, sbattendo la porta, vedendo che tutto quello che faceva non veniva compreso, veniva sistematicamente rigettato e se n'è andato. Voglio però ricordare che circa 20 anni dopo, i migliori conservatori del patrimonio artistico italiano, in questo caso cito Settis, ma ce ne sono tanti altri, hanno perfettamente capito che questa era la strada, cioè la tutela di questo tessuto artistico minore che costituisce l'unicità, il valore precipuo del patrimonio artistico italiano e che, come diceva Dvorak, la nostra funzione, soprattutto come conservatori avvertiti, persone che studiano questo patrimonio, è proprio quella di conservare questo tessuto artistico minore che ha più bisogno di tutela, perché certamente la Gioconda non ha bisogno di tutela, la Cappella Sistina non ha bisogno di tutela, ma questi oggetti sì, di tutela e anche di studio, vedremo in molti casi, perché molti di essi non sono per nulla o pochissimo noti. Adesso non vi leggo queste frasi, le leggete da sole, PowerPoint ve lo lascio. Vi consiglio però soprattutto una cosa, ecco, di leggere alcuni dei testi di Settis, almeno questo, vi cito questo perché in questo testo, vedete, c'è un articolo dedicato esplicitamente a Giovanni Urbani. Giovanni Urbani e la gestione di beni culturali, in questo meraviglioso libro, Battaglie senza eroi, di Settis, pubblicato nel 2005, ma diciamo che a partire dal 2002 Settis scrive una serie di libri che tutti dovrebbero conoscere, questi ve lo consiglio proprio come il libro de chevet del conservatore, Italia SPA, l'assalto ai beni culturali, paesaggio, Costituzione e cemento, l'Italia SPA è del 2002, paesaggio, Costituzione e cemento è del 2010, il paesaggio come bene comune del 2013 e infine per chi già non lo conoscesse, ma credo che tutti voi già conosciate, il bellissimo sito patrimoniosos.it, che tra l'altro è stato sviluppato e continuamente gestito anche da alcuni colleghi del nostro dipartimento, Donata Levi, Martina Visentin, Marco Mozzo, ed è un punto di ritrovo per tutti coloro che sono attenti e sensibili a questi problemi. Vi leggo solo l'ultima frase di queste che insomma potete leggere da soli. Il nostro patrimonio culturale e ambientale è fonte da un lato di potenti meccanismi identitari, dall'altro può generare ricchezza distribuita attraverso il turismo e la fruizione di cultura con le relative conseguenze occupazionali. Questo era un altro focus del nostro progetto e vedremo come. E adesso veniamo ad un altro problema. Il problema geografico, culturale e geografico del Friuli. Friuli è centro e periferia, naturalmente è periferia per l'Italia, può essere centro rispetto a una dislocazione centroeuropea, per questo vedete ho evidenziato dove si trova la nostra regione, ma anche le strade e la posizione centrale rispetto ad alcuni paesi europei che sono appunto i paesi con cui
questo progetto naturalmente dove abbiamo studiato, i colleghi con cui abbiamo lavorato, Germania, Austria, Croazia, Slovenia e così via. Ci troviamo nell'angolo del nord-est Italia, ma appunto siamo la porta del nord-est, nel bene e nel male, come bene ci hanno insegnato le invasioni barbariche. Ma questa dislocazione geografica del Friuli mi induce a ricordare un altro grande maestro, oltre a quelli che ho già nominato, ed è Enrico Castelnuovo. Enrico Castelnuovo, grandissimo studioso di arte medievale, come sapete bene, ma è anche stato uno dei primi che ha evidenziato l'importanza dello spazio alpino, e non solo dello spazio alpino, ma anche dello spazio alpino come punto di transito, di collegamento con quello che stava. Le Alpi non sono, come magari inizialmente si tende a pensare, una barriera, ma sono un punto di transito. Così è stato per l'Italia occidentale, quindi il Piemonte, così è stato per noi, per l'Italia orientale. Ho sottolineato due titoli delle importanti pubblicazioni di Castelnuovo. Vedete Il gotico nelle Alpi del 2002, quei primi anni 2000 in cui vedete molto è avvenuto anche dell'attenzione a certi problemi della conservazione e anche dell'attenzione a questi problemi appunto centro-periferia. Naturalmente tutti vi ricorderete il contributo di Castelnuovo e Ginzburg, centro e periferia, nella storia dell'arte italiana, il primo volume della storia dell'arte italiana, addirittura del lontano 79. E poi ho sottolineato l'altro contributo di Castelnuovo, Artifex Bonus, il mondo dell'artista medievale, perché vedete questo grandissimo studioso, come saprete, direttore della Normale di Pisa, ha avuto sempre un'attenzione particolare anche per gli aspetti tecnici del fare artistico, per le botteghe, per la formazione, per i materiali. Una cosa che ritroviamo in tutti i grandi studiosi, per esempio i primi studiosi, per esempio quelli della scuola di Vienna, pensate a Riegel, pensate, ecco, questi che lavoravano con gli oggetti, e questa è un'altra cosa che mi interessa. La conservazione naturalmente comporta studi archivistici, eccetera, ma anche una competenza nei confronti degli oggetti, dello stile, vuol dire competenza dello stile, dei materiali, eccetera, eccetera. Allora, ecco, molto brevemente qual era la zona di interesse. L'Alto Friuli, quello che vedete evidenziato nella cartina nella cartina in basso a destra, ecco, però queste due regioni, la Carnia e la Val Canale, che sono stati oggetto della nostra ricerca, sono in realtà dal punto di vista storico molto diverse fra loro, perché la Carnia dal 1420 è appartenuta alla Repubblica di Venezia, quindi al mondo culturale italiano, mentre la Val Canale fino al 1918 è appartenuta all'impero asburgico. Quindi parliamo di è abbastanza significativo questo, due contesti geograficamente simili, ma culturalmente molto diversi. Simili per certi aspetti, diciamo per l'economia, per la produzione, eccetera, completamente diversi dal punto di vista culturale. Ecco, questo sempre per evidenziare dove stanno le sculture della Val Canale e della Carnia, quindi vedete vicinissime, ma allora separate da un confine, che era un confine di lingua, cultura, eccetera, eccetera. C'è un problema? Okay. Ah, devo attaccarlo, ecco. Non è attaccato? Qui era spento. Ah, bene, risolto il problema tecnico, speriamo. Grazie. Allora, ed ora, ecco, torniamo al Friuli. Questo è un altro aspetto che è diventato, scusate, eccolo qua, vedo di far centrare la slide, ecco qua. Un altro aspetto importante è lo stato degli studi, che era naturalmente molto diverso per quello che riguarda la Val Canale dalla Carnia. E naturalmente nel progetto che vi sto illustrando, una parte, in questo caso
curata da Martina Visentini e Martina Lorenzoni, si è occupata dello stato degli studi sulla scultura lignea tedesca in Friuli, che però riguardava soprattutto lo studio della scultura lignea nella Carnia, in questo caso una scultura lignea barocca, ma della Carnia, non della Val Canale, perché nella Val Canale la situazione era completamente diversa per i motivi che ho appena detto, cioè per quello che dette in parole semplici e riassuntive, per quello che riguarda gli studi in Val Canale non esistevano, perché quando ancora era sotto l'impero asburgico, chi poteva studiare non studiava ancora la scultura barocca, cioè ci sono degli studi che riguardano la scultura medievale. Quando poi si è cominciato a studiare anche la scultura barocca, questa parte della Val Canale ormai apparteneva all'Italia e gli italiani non si sono cimentati con gli studi di quelle opere che erano completamente estranee alla loro cultura, non conoscevano la letteratura, eccetera, eccetera. Un'altra cosa molto importante collegata a questo progetto è il fatto che Martina Lorenzoni ha avuto un assegno di ricerca bandito dalla regione Friuli Venezia Giulia per studiare la figura di Giuseppe Marchetti. Giuseppe Marchetti è stato il primo grande studioso della scultura lignea friulana, ha pubblicato un libro che ora vi faccio vedere nel 1956, il primo libro che riassume diciamo, gli interessi, gli studi, le competenze su questo patrimonio, e ciò anche cioè non ha solo pubblicato, ma ha raccolto nel corso del tempo un archivio fotografico di straordinaria importanza che si trova depositato presso il Museo Civico di Udine, e nel corso di questo progetto l'archivio Marchetti è stato digitalizzato. Per darvi un'idea, parliamo di 18.000 positivi, 8.000 negativi, cioè una quantità importantissima di una documentazione fotografica che oltretutto è stata raccolta negli anni 50-60, quindi molte di queste fotografie documentano opere che non ci sono più, che sono in uno stato completamente diverso, che sono andate completamente perdute. E poi Martina Visentini, nell'ambito di questo progetto e pubblicato nel libro che poi vedremo, ha invece studiato la storia degli studi, quindi di nuovo sì Marchetti, ma anche ancora prima di Marchetti e dopo Marchetti, cioè una sensibilità che è progressivamente cresciuta nei confronti di tale patrimonio. Ecco, queste sono alcune delle mostre che si sono tenute sulla scultura lignea friulana, a partire dal libro di Marchetti, che già vi citavo, diciamo nei 60 anni, dal 56 al 2016, dal libro su Marchetti, la grande mostra dell'83 che raccoglie anche, ha raccolto gli interventi fatti nel post-terremoto, e poi una serie di altri studi. Una di queste mostre, quella a nord di Venezia, si è tenuta a Belluno, però naturalmente considerava anche il patrimonio di quest'ultimo ambito. L'ultimo libro, che vedete, quello del 2014, è un'importante mostra che si è tenuta a Cividale, curata da uno dei docenti della scuola di specializzazione, che è Luca Mor. E tutte queste pubblicazioni, queste mostre, eccetera, però non hanno mai preso in considerazione la scultura lignea barocca, né italiana né tedesca, per dei motivi naturalmente. Nel caso della scultura lignea friulana è perché questa scultura, che pure presentava degli esiti interessanti e di qualità nei secoli precedenti, nel periodo barocco sono, insomma, diciamo che è relativamente modesta. E vi presento in questo caso una scultura dei Comuzzo, che sono i più noti scultori di questo periodo friulani. Come vedete si tratta di opere relativamente mediocri, ma questo non è il caso della scultura lignea tedesca. Eccola qua, questi vedete gli angeli di Ravascletto, si tratta di opere di ben altro livello e ben altra qualità. E questo è, insomma, è quello che ci ha spinto a dedicare appunto un progetto e una serie di iniziative successive a questo tipo di opere. E a proposito, ecco, un'altra parola che è stata citata prima è l'interdisciplinarietà. Naturalmente l'interdisciplinarietà c'è sempre in qualsiasi ricerca, ma anche in questo caso il contributo degli storici è stato fondamentale, soprattutto per la Carnia, anzi da dire importantissimo per la Carnia,
limitato invece per la Val Canale. Perché è importante per la Carnia? Perché gli storici in Carnia avevano studiato soprattutto un particolare tipo di mobilità, quella dei kramars, che sono dei venditori ambulanti che partivano dalla Carnia verso i paesi del centro Europa. Erano fra l'altro degli emigranti stagionali, perché tornavano ogni anno in estate nei loro paesi di origine, però l'interesse di questa mobilità per la nostra ricerca è che questi kramars poi hanno spedito o fatto arrivare delle opere di scuola tedesca nei loro paesi di origine e quindi prevalentemente in Carnia. Qui vi ho riportato alcune delle ricerche fatte appunto dagli storici che hanno man mano nel corso degli anni, sono delle ricerche che sono partite negli anni 90, diciamo hanno avuto fra gli anni 90 e il 2000, hanno raccolto una massa di documenti di straordinario interesse sulla presenza di questi emigranti stagionali, mercanti. Ecco, come vedete, ecco, giusto per chi naturalmente non conosce questo territorio, questo riguarda soprattutto la fascia alta della Carnia. Torno a ripetere che per la Val Canale la situazione è completamente diversa, perché lì quella era impero asburgico. Ecco qua. Perché la ricerca storica ci ha aiutato? Anche perché ha potuto stabilire che questa migrazione avveniva, come vedete scritto lì, per blocchi, cioè non è che tutti andavano dappertutto. Gli abitanti di un paese facevano determinati mestieri in determinate località oltralpe. Quindi noi sappiamo che per esempio gli abitanti di Ravascletto andavano prevalentemente in Svevia, mentre gli abitanti di Forniavolzi andavano prevalentemente in Slovenia, e quindi questo già ci dava delle indicazioni sulla provenienza delle opere che si trovavano in quei paesi. Questo si è potuto verificare, ha funzionato, cioè la ricerca storica in questo caso ha fornito un interessante e funzionale modello per i collegamenti anche storico-artistici. Ecco, solo per farvi vedere che cos'erano questi kramars, naturalmente è un'attività che è iniziata nel XIV secolo e ha continuato e proseguita fin dentro il XX secolo. Vedete, qui vi mostro un ritratto di un kramars del Settecento e delle fotografie di venditori ambulanti del primo Novecento. Quindi cioè, è un fenomeno storico, naturalmente in questo caso studiato soprattutto da economisti, storici, eccetera, eccetera, che però nel nostro caso ha dato degli importanti suggerimenti per la ricerca anche storico-artistica. Questi vendevano stoffe, passamanerie, ma anche spezie. E con ciò arriviamo alle opere d'arte importate da costoro. Ecco, in certe zone della Carnia, in quelle appunto dove si verificava questo fenomeno, le opere d'arte presenti sono in molti casi sono, diciamo, maggiori le opere di provenienza ultraalpina rispetto a quelle locali. Ciò vale soprattutto per l'oreficeria. Diverso per la scultura, naturalmente per la scultura non c'è una prevalenza sicuramente, però ci sono delle importanti emergenze, soprattutto per quello che riguarda la qualità. Ecco, e torniamo a questo punto al nostro progetto PRIN. Allora, il nostro progetto, come ho già detto, prevedeva un approccio inizialmente conservativo, quindi prelievo di campioni, realizzazione di un database, la pubblicazione degli esiti della ricerca, l'organizzazione di convegni nazionali e internazionali, l'organizzazione di mostre e infine i restauri. Quindi vedete che è articolato su diversi fronti. Cominciamo dal prelievo analisi di campioni. In questo caso chi si è occupato di questa attività è Marta Melchiorre De Crescenzo, che ha avuto un assegno di ricerca dal DIUM per fare questo lungo lavoro di
non facile, cioè tralascio questo, ma vi immaginate, sono piccole chiese, bisogna cominciare ad andare a trovare la persona che ha la chiave, andare lì, portarsi la luce, andare con la scala, fare il prelievo. Chi di voi ha fatto queste cose può solo immaginare quanto complesso sia. Dico solo che diciamo, Marta è stata facilitata dal fatto che era originaria di Pontebba, quindi proprio nel cuore del territorio indagato. E purtroppo devo anche dire che Marta è uno dei cervelli in fuga, nel senso che buono per lei, ora lavora alla National Gallery di Londra, ma non ha potuto continuare a lavorare in Italia. E anche in questo caso torna al discorso della interdisciplinarità. Questi campioni sono stati analizzati dal CNR, presso il CNR di Padova, anche in questo caso Monica Favaro, responsabile di questa sezione per i beni culturali del CNR di Padova, è stata una collaboratrice preziosa, e i risultati sono stati subito presentati proprio da Marta Melchiorre già nel 2015, e questo convegno Painting the Flash che si è tenuto a Madrid. Ecco, vedrete che anche i convegni vi sono quelli che privilegiano la parte storico-artistica, quelli che naturalmente privilegiano la parte tecnica, che sono le diverse anime del progetto. Voglio spendere due parole per le indagini scientifiche, però, perché molti di voi, ho visto le competenze degli specializzanti che si sono presentati, probabilmente sanno già come si fa un prelievo. Cioè, non è che, allora, vi faccio vedere questo, no? Allora, quando vedete una slide di un'indagine scientifica, vedete una cosa di questo tipo: punto di prelievo, sezione stratigrafica, descrizione delle sezioni, eccetera, e descrizione anche dei pigmenti leganti, i materiali presenti. Ecco, non è che si va a caso, no? Cioè ci deve essere un'ipotesi di lavoro, di solito formulata dallo storico dell'arte, che deve avere delle competenze storico-tecniche, e poi un scientist, si dice, che sa come fare, come utilizzare gli strumenti per l'indagine, e bisogna sapere che cosa si vuole cercare. Per esempio, in molti di questi casi si è cercata la presenza del carbonato di calcio, perché una caratteristica tecnica discriminante fra le opere di scuola latina e le opere di scuola oltralpina è che la preparazione è eseguita con carbonato di calcio anziché col gesso, che è solfato di calcio, con cui viene realizzata la preparazione delle sculture lignee italiane. In questo caso, per esempio, si è potuto verificare che gran parte, no, tutte, tranne sotto alcuni particolari tipi di policromie, le preparazioni erano in carbonato di calcio. Ecco. Poi, vabbè, ci sono diverse tecniche analitiche su cui non mi fermo. Qui vedete i soliti campioni, e queste sono le slide che sono state presentate al convegno di Madrid, che aveva un focus proprio sugli aspetti tecnici, e questo è l'esito di un off-tier, cioè capite perché ci deve essere uno scienziato, diciamo così, che interpreta questi picchi che naturalmente mi dicono quali sono le componenti organiche o inorganiche che presenti in un campione. E adesso vediamo il secondo punto: realizzazione di un database che raccoglie i risultati ottenuti, anche i risultati, mi dispiace, qui dovrei cedere la parola a Martina Visentin, che ha di fatto realizzato questo lavoro, che è responsabile al laboratorio dell'IDA, e ha praticamente inserito, adesso vi faccio vedere la slide, ecco come funziona SICAR, che appunto ha già nominato uno degli specializzanti che abbiamo sentito. È un sistema che permette di inserire anche i dati tecnici, cioè i dati provenienti dai restauri e dalle analisi scientifiche condotte in fase di restauro, all'interno di una scheda relativa a un bene culturale. È un sistema che è stato messo a punto a Pisa, alla Normale di Pisa, con la collaborazione della Soprintendenza di Pisa, in questo caso
dottoressa Baracchini, e naturalmente con la consulenza di una ditta informatica, in questo caso Liberologico, che ha aiutato anche la collega Visentin per implementare questo sistema, che era sì strutturato ma non completamente sviluppato nella gestione appunto delle schede, che ora vi mostro. Ecco, questa è una delle schede, per esempio quella realizzata per la scultura dell'Arcangelo Michele che vi ho già mostrato di Ravascletto. Vedete che in questo caso sono presentati anche le sezioni stratigrafiche, che di solito non sono previste in una scheda catalografica normale. Naturalmente non tutti questi dati sono disponibili per tutti, c'è una password. Ecco, c'è una password, quindi nulla, sì, insomma, c'è un filtro, diciamo così, però è un materiale utilissimo e preziosissimo, soprattutto per i restauratori, per i conservatori, per responsabili di soprintendenza, eccetera, eccetera. E arriviamo alla pubblicazione degli esiti della ricerca. Questa è una pubblicazione che ha visto naturalmente gli storici dell'arte, in questo caso Perusini, gli storici tout court come Claudio Lorenzini, storici scientifici Martina Visentin, Marta Melchiorre, un collega straniero, Ulrich Seidin della Maximilian Universität di Monaco, ma però quello su cui voglio focalizzare l'attenzione, cioè sì, certo, abbiamo fatto un libro, quasi sempre si fa un libro alla fine di un PRIN, però l'idea era, come vedete in questa slide, innanzitutto di fare un libro che avesse determinate caratteristiche. Qui vi ho mostrato l'indice del libro per chiarire meglio questo aspetto. Fin dall'inizio si era pensato che il libro doveva consentire una consultazione rapida anche da parte di non specialisti, cioè delle persone, per esempio dei singoli paesi, che sarebbero andati a cercare l'altare del loro paese, per cui è stata aggiunta una sezione alla fine del libro, le opere, in cui, come vedete qui, ecco, ciascuno, anche senza dover leggere tutti la parte storica, la parte storico-artistica che magari è un po' indigesta, andava a imparare qualcosa sull'altare del suo paese, a saperne qualcosa di più, e in più in questa scheda c'è la bibliografia per chi voleva approfondire, ma ci sono anche le schede di catalogazione. Quindi l'idea di un volume che già funzionasse anche a livello di divulgazione, per tornare al discorso iniziale. E poi una cosa bella, devo dire inizialmente insperata, è stato questo incrocio con un altro progetto, in questo caso un progetto musicale. Vedete, questo è un interreg, ritornate a quel discorso che vi facevo prima, come funzionano gli interreg, cosa servono. Qui l'assessore alla cultura del comune di Malborghetto, che è un musicologo, aveva con un interreg realizzato questo progetto che si chiama Progetto Via della Musica. Come vedete è in 2 lingue, perché naturalmente la Val Canale è potenzialmente tedescofona anche, ora non più in realtà. Però la cosa bella è che questi loro stessi, cioè quelli che avevano organizzato il progetto Le Vie della Musica, venuti a conoscenza di quello che avevamo fatto, quindi sull'importanza delle opere della Val Canale, che nessuno aveva mai particolarmente valorizzato e guardato, hanno detto facciamo un volume che colleghi le opere d'arte della Val Canale con determinate musiche che per l'iconografia o per l'idea inizialmente e così è partito, cioè venivano fatti dei concerti davanti a queste opere e la musica suonata aveva naturalmente un rapporto con l'opera d'arte che doveva venire valorizzata. Alla fine il volume non è ancora uscito, però l'idea è fantastica e speriamo che prima o poi possa anche praticamente aver luogo. E poi naturalmente ci sono le comunicazioni ai convegni, già accennato velocemente, c'è stato un primo convegno a Madrid, a cui la nostra ricerca è stata presentata
da Marta Melchiorre, perché Marta era soprattutto interessata alla parte scientifica. C'è stato un secondo convegno a Genova in cui ho presentato essenzialmente la ricerca storico-artistica, un bellissimo convegno curato da Magnani e Sanguinetti sulla scultura lignea policroma di età barocca. E infine un terzo convegno che abbiamo organizzato qui a Udine 7-8 novembre 2019. Gli atti verranno pubblicati fra poco, diciamo entro quest'anno sicuramente, e la cosa interessante, vedete qui ho sottolineato la presenza dei colleghi che facevano parte del progetto Straub, che sono stati in gran parte riassorbiti in questo progetto e hanno portato nuova linfa, nuovi interessi, eccetera, eccetera. Poi le mostre, perché cioè restituire il patrimonio al territorio. Le mostre con l'idea di presentarle soprattutto nel territorio. E infatti la prima naturalmente è stata fatta a Malborghetto, l'unico museo, importante museo, anzi il più importante museo della Val Canale, che ha avuto anche un risvolto di particolare interesse, perché qui vedete il responsabile per i beni culturali della diocesi, Don Piuzzi, che parla, ma seduta al centro del tavolo c'è la marchesa Etta Carignani, che ha donato 3 sculture che ho recuperato, diciamo così, fortunosamente nel campanile, dimenticate nel campanile della parrocchia di San Leonardo. Sono state riconosciute grazie a una foto dell'archivio Marchetti. Se non ci fosse stata quella foto sarebbe stato impossibile identificarle. Vedete come tout se tient, no? Bene, queste le sculture recuperate provenivano dal castello di Stuckel, che era di proprietà della famiglia Mezzi Carignani. Quindi la sensibilità della ultima proprietaria rimasta ha fatto sì che le sculture venissero donate alla parrocchia di San Leonardo, quindi sono tornate ad essere della comunità. Adesso sono in restauro, il restauro lo vedrete è quasi terminato, e diciamo di nuovo, no? Cioè questo coinvolgere proprietari, comunità, e anche sì, nella valorizzazione. Naturalmente valorizzazione vuol dire divulgazione, vuol dire giornali, programmi radio, naturalmente tutto quello che si poteva fare è stato fatto. E qua vi mostro quella fotografia che vi dicevo prima, che ci ha permesso per esempio di identificare queste sculture dell'archivio Marchetti. E arriviamo alla seconda mostra che si è tenuta nel Museo Etnografico di Udine, in questo caso in concomitanza con il convegno del 7-8 novembre 2019, quindi naturalmente siamo andati a visitarla con i colleghi del convegno, ma in questa occasione è stato presentato anche il primo intervento di restauro ancora parziale su una di queste 3 famose sculture di Fusine che erano state donate. Qui vi mostro una foto. E infine la terza mostra, che si è tenuta al Museo delle Arti e Tradizioni Popolari di Tolmezzo e che è stata purtroppo falcidiata dal Covid. Ho sottolineato, vedete, aperta il 22 febbraio, chiusa il 26 febbraio. Chiusa per modo di dire, perché poi è stata prorogata, doveva chiudersi a aprile, è stata prorogata fino a luglio, e devo dire che mi dispiace in maniera particolare della chiusura di questa mostra, perché era partita col piede giusto, cioè gli amici, l'associazione carnica degli amici dei musei e dell'arte avevano fatto quello che non erano stati capaci di fare per esempio al Museo di Arti e Tradizioni Popolari di Udine. Avevano coinvolto le scuole, avevano organizzato visite guidate dalle scuole, delle associazioni culturali. Era stato fatto benissimo, esattamente quello che si deve fare, una valorizzazione soprattutto presso i giovani, che però non ha potuto aver luogo se non in minima parte. E non solo questo, di nuovo vedete questa è una sala della mostra di Tolmezzo, in cui quel santo vescovo che vedete esposto è un santo vescovo dell'altare di Paluzza che è stato restaurato, lo vedrete adesso, vi presenterò fino al restauro,
grazie all'associazione, alla donazione di uno degli associati di questa associazione carnica degli amici dei musei dell'arte, che tra l'altro addirittura ha voluto rimanere anonimo. Quindi di nuovo le opere vengono riconosciute e se ne riappropriano le comunità che queste opere hanno prodotto. Naturalmente, adesso vado veloce, in ognuna di queste mostre c'era un focus particolare, per esempio in quella di Udine sui restauri e sugli studi. Per esempio è stato presentato di nuovo lo studio di Marchetti, i restauri delle fondazioni, eccetera. In questo caso, perché non fosse proprio una ripetizione banale, no? Nel caso del Mostra di Tolmezzo è stato aggiunto qualcosa sulla progettazione di questi altari. Vedete qua c'è un piccolo modellino d'altare con un pannello su come avveniva la progettazione degli altari, cioè ogni volta c'è qualcosa di diverso, qualcosa in più. Ma il Borghetto naturalmente tutto era incentrato sulle 3 statue di Fusine, sulla donazione e così via, perché per il resto in tutti i 3 casi naturalmente si è trattato soprattutto di mostre fotografiche con 1 o 2 pezzi, perché diversamente diventava troppo complesso. Ecco, infine i restauri. Ecco, i restauri, devo dire, sono stati un discreto successo di questo progetto, perché su una trentina almeno, parlo solo delle più importanti sculture, 7 sono state restaurate ed anche un dipinto. E restaurate da chi? Dai Service Club. I primi restauri sono stati fatti dal Sir Optimist Club di Udine. Sono state restaurate queste 2 sculture che vedete di Tolmezzo. Naturalmente il ruolo principale è stato assunto dalla Fondazione Friuli. Gran parte di questi restauri, ma non solo di questi, per 20 anni la Fondazione Friuli ha sostenuto la gran parte dei restauri che sono stati effettuati sulle sculture lignee friulane, che sono prevalentemente di proprietà ecclesiastica, e quindi è stato dato il giusto ringraziamento a chi tanto ha contribuito. Ecco, queste sono le 3 sculture di Fusine, che appunto hanno avuto una è stata restaurata con un parziale contributo del Rotary dell'Alto Friuli e le altre con il contributo della Fondazione. Eccolo qua, questo è il pannello del Rotary, poi vedrete questa stessa scultura, eccola qua, anzi la vedete subito, adesso manca solo la reintegrazione pittorica, ma diciamo il San Carlo è quasi a posto. Ecco, e questo è il Santo Vescovo di Paluzza, che è stato restaurato con il contributo dell'Associazione Canica degli Amici Musei dell'Arte. Anche in questo caso, quindi, diciamo, un recupero non da poco. E non abbiamo finito, ma la conferenza, state tranquilli, è quasi finita. La ricerca continua, ho scritto qua, negli archivi parrocchiali della Val Canale, perché quello che non si era potuto fare era la ricerca archivistica. Cioè la ricerca archivistica è chiaro, nelle visite pastorali, negli archivi della diocesi, sì, ma non si era potuto fare ricerca negli archivi parrocchiali perché ormai i parroci non ci sono più e come sapete bene non è che si può andare in un archivio parrocchiale senza qualcuno che controlli, insomma, che veda che controlli gli studiosi, diciamo così. Non è simpatico, ma è così. E i parroci nella Val Canale ormai ce n'è uno per tutta la Val Canale, che ha ben altro da fare che seguire le ricerche degli studiosi. Bene, c'è un assegno di ricerca di nuovo una studiosa del DIUM che si occupa degli archivi della Val Canale e di questo verrà dato conto in una prossima pubblicazione. Tra l'altro si parla di archivi con delle loro caratteristiche peculiari, perché per esempio vedete qui ho messo un Liber Memorabilium che sono stati utilissimi per la ricerca, che sono questi libri, diciamo degli avvenimenti della parrocchia che per esempio non si trovano in Carnia, per dirne una. E tra l'altro è divertente perché, cioè divertente no, perché allora tutti questi testi dal canale sono scritti in tedesco o eventualmente in sloveno. Il Liber Memorabilium di Tarvisio, per esempio, è scritto fino a
praticamente alla seconda guerra mondiale in tedesco e poi in latino. Quindi anche questa è una difficoltà ulteriore, è chiaro. Però qualcosa si trova, poco, bisogna dire la verità, molto meno di quello che speravamo, però ecco, in questo caso vedete che negli inventari della parrocchia di Fusine si trovano le date precise degli altari e sono esattamente gli altari che ci interessano. Ora ho finito, però siccome siamo tutti storici dell'arte, almeno vi faccio vedere le opere, non tutte perché sarebbe troppo, solo quelle della Carnia, molto velocemente. Alcune di queste opere, perché così anche capite quali sono state le difficoltà della ricerca. Cioè, questo è il primo caso che vi mostro, è il più felice e fortunato, cioè c'è l'intero altare, vedete, l'intero altare a destra è com'era, come abbiamo potuto, questa è una ricostruzione, un montaggio fotografico, con il dipinto che stava originariamente all'interno dell'altare e che per fortuna stava ancora nella chiesa. In realtà chi va nella chiesa di Collina oggi vede quell'orribile San Giuseppe lì dentro. Però nella gran parte degli altri casi, lascio perdere questa cosa qua, nella gran parte degli altri casi, cito questo esempio di Paluzza, le opere erano disperse, a volte nella chiesa, a volte anche in altri posti dello stesso paese. Per esempio, qua vedete i due santi vescovi che stavano ai lati di un altare. Altri due parti di questo altare, che era l'altare di Altötting, che era appunto l'altare barocco nostro che ci interessa, erano praticamente smembrato, non aveva più la sua struttura architettonica e le parti erano distribuite in giro nella chiesa e nella soffitta di una chiesa vicina. Questa era la tela originaria dell'altare. Ecco, questa di nuovo è la ricostruzione digitale dell'altare come era. Cioè, bisogna partire, è una specie di puzzle molto spesso, no? questo studio. Ed ecco, questi sono altri altari, vi ho già mostrato questi bellissimi angeli, che però c'erano 4 sculture che erano a loro volta smembrate e questi angeli erano stati posti in un'altra chiesa ai lati di un altare ottocentesco, quindi il contesto era completamente perduto.